Benvenuti in questa gara 2 tra Verona e New Rimini. Alle 8 inizia la partita, vedete gli arbitri che si scambiano i documenti sul piatto di casa base tra manager. Con i manager, adesso la disposizione in campo sta prendendo posizione il Verona. Un attimo di pubblicità. Il lanciatore chi è nostro? Kevin? Kevin Sosa? No. Kevin, no? No, non lo so, no, loro adesso no. No, per presentarlo qui. Ma l'ha detto, mi ha detto Baro, Pulzetti, Marcelli, mi ha detto solamente Varela, solo loro. Allora, Rimini si schiera con Barro, Pulzetti, Bacelli, Bacelli di H, Bonemei, Barro eliminato al volo, F5, è il primo eliminato, prima palla eliminata al volo. Adesso abbiamo Pulzetti Luca, che gioca sempre interbase col numero 17. Allora abbiamo 2 ball sul conto di Pulzetti. Scusate, ma allenato ce l'ho avuto che è poco. Allora, esterno sinistro. Primo strike, 2 ball, 1 strike. Colpisce la palla e 6-3. È una linea a 6-3. E il secondo eliminato. Adesso abbiamo Bacelli Marco di H. Esterno centro Pini, Ciaccon, seconda base invece quadrifoglio. Marco. Primo strike su Marco. Un ball, uno strike.
Secondo strike su Marco Bacelli, 2 strike, un ball. Tempo chiamato da Marco Bacelli, 2 out, 2 strike, un ball, il conto. Marco Bacelli, numero 44. K con swing è il terzo eliminato, Marco Bacelli, pubblicità. Avete visto la posizione difensiva della New Rimini, ora vediamo quella d'attacco del Verona di gara 2. Abbiamo Bonamini Andrea che è ricevitore, Rampo Elia e poi c'è DH Orrash, Martignoni Andrea, Nifosi, Burato Fabio, Piccoli Davide, Mondo Marco, Mosconi e Ramon Lucas. Io secondo me ho segnato male perché questa è posizione 7. Ok, il primo ball abbiamo lanciatore per la Paredes, per la New Rimini, Paredes Edward. Due strike e 2 ball il conto su Bonamini Andrea. K, il primo eliminato. Looking o swing che non ho visto?
Rampo Elia, esterno sinistro, numero 13. Primo strike su Rampo Elia. Secondo strike consecutivo su Rampo Elia, guardato. Ball questa terza palla, un ball, 2 strike il conto. K swing, secondo eliminato. Adesso abbiamo Orash Andrea. DH col numero 10. Prima palla strike. Secondo strike, non spreca i lanci il lanciatore della New Rimini. Paredes Edward. Tempo del battitore chiamato su 2 strike, 2 out, primo inning. Gioco chiamato dall'arbitro. K con swing, anche questo battitore. Finisce qui il primo inning, nulla di fatto per entrambe le squadre, pubblicità.
Torniamo in diretta da Verona. Abbiamo il numero 4, Davide Bonemei. Davide Bonemei. Numero 42, che nella posizione difensiva gioca esterno sinistro. La prima palla è un ball. La prima palla è un ball. La seconda palla è un altro ball, almeno così chiamato dall'arbitro, ovvero non chiamato. Primo strike, 2 ball, 1 strike, il conto su Davide Bonemei. Un ulteriore strike, 2 ball, 2 strike, il conto su Davide Bonemei, che adesso bisogna fare molta attenzione a lasciar passare quelle palle perché finora non ha girato la mazza. Eliminato sulla via 6-3. Però la cosa importante è averla messa in campo. Poi prima o poi passerà. Allora abbiamo Alejandro Chacon, numero 23, esterno destro, nel box. Prima apparizione in gara 2. La prima palla è un ball, chiamato Chacon fa valida, è un singolo. La prima palla è un ball su Romano Pini che gioca sempre esterno centro come gara 1, numero 53. Due ball sul conto di Romano Pini. Alza una palla alta verso l'esterno centro che lo elimina al volo con un F8. È il secondo eliminato, Romano Pini. Ora abbiamo in battuta Thomas Cifalinò col numero 24 che gioca esterno 5. Terza base, scusate. Tentativo di pick-off su Chacon non riuscito. Ancora.
ball su Thomas Cifalinò, che aveva come presentato un bunt ma poi l'ha ritirato, anche perché la palla era ball. Non so se la strategia era di un ball oppure una palla, un bunt o un ball, che poi dopo è diventato un ritirato. Ruba Sciacone, non copre la rubata, salvo Chacon che ruba la seconda. Veloce Chacon riesce a rubare la seconda base. Si è un po' riempito di terra rossa, chiede tempo all'arbitro. Adesso purtroppo siamo in cambio tra il regime notturno e il regime diurno. Le telecamere ancora non si sono adattate perché c'è un po' di cielo. Ecco, viene un attimo a lavarsi con l'acqua tutta la mano sporca di terra rossa, probabilmente perché anche il campo adesso è stato bagnato, sono i primo inning. Dopo sicuramente la polvere è facile mandarla via. Thomas Cifalinò, un ball, uno strike il conto, riprende la partita. Un ball, uno strike. Colpisce, lancia verso la seconda e quindi non c'è niente da fare. È una linea 4-3 e quindi finisce qui questo secondo inning per la New Rimini. L'uomo resta, Chacon resta in seconda base e andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta. Abbiamo Martignoni Andrea, prima base, numero 54 nel box. Colpisce la palla sull'interbase ed è eliminato alla via 6-3. È il primo eliminato Martignoni.
Colpisce la palla in foul dietro di noi, primo palla, strike quindi per lui. La seconda palla l'arbitro la definisce ball, un ball, uno strike. Purtroppo commentavamo prima le partite qui con il mio collega del Verona che manda tutti gli audio che bisognerebbe premiare con più strike anziché tanti ball, che poi il gioco è bello quando viene battuta in campo la palla. Palla alta, signorile, forse riesce a prenderla. Sì, eliminato al FF2 Nifosi Matteo è il secondo eliminato. Ora abbiamo Fabio Burato, numero 26, seconda base. È il figlio di Burato, il preparatore della Under 12, sì. Sì. Abbiamo incontrato prima Burato che abbiamo fatto i saluti a Rollo in diretta e hanno fatto un concentramento Under 12 a Rimini. Sì, di missionario, però adesso non si sa ancora chi c'è di nuovo, però quindi, sai, di missionario, però non ce n'è un altro. È come il Papa, secondo me, finché non ne fanno uno, c'è quello vecchio. Cioè, no, nel senso, non è morto, quindi cioè, in teoria potrebbe essere anche riconfermato. In teoria, no? Ah, ok. Alza una palla, un fly verso l'esterno e Pini l'elimina al volo, un F8 e il terzo eliminato. Si conclude qua il secondo inning per la Verona. Riprendiamo questo terzo inning in cui Tommaso Signorile per la New Rimini, prima volta nel box anche per lui, e si trova a giocare gara 2. Gira la prima palla, una palla bassa che probabilmente era destinata alla zona di ball e non la impatta. Si carica del primo strike Tommaso. Sprizza la seconda palla, rimane intorno al piatto, si carica del secondo strike Tommaso Signorile, quindi 2 strike, 0 ball. K looking per Signorile, sempre molto brutto il K looking perché su 2 strike
Era sempre un peccato prendere un K-looking, però senza girare la mazza, sempre un peccato. Ora abbiamo quadrifoglio Marco, numero 69, seconda base. Questa prima palla è un ball chiamata dall'arbitro. Questa palla è uno strike, quindi un ball, uno strike il conto su Marco Quadrifoglio. Ball, sta palla giudicata dall'arbitro, palla alta. Due ball, uno strike. Gira questa palla valida, passa sopra all'interbase che si tuffa per prenderlo ma non riesce a guantarla, la tocca con il guanto ma non riesce a prenderla. Qui comincia il line-up della New Rimini, abbiamo Baro, Jesus che ha girato la prima palla nel primo inning, è andato subito eliminato, un F5, speriamo di avere un po' più fortuna in questo secondo turno. La prima palla è ball, palla alta. Questa palla è ball, una palla esterna bassa. Tentativo di pick off, come avete visto, non è andata a buon fine. Ancora il lanciatore, guarda in prima, lancia a casa. Questa volta è strike, quindi 2 ball, 1 strike il conto su Baro. Tentativo di pick off sempre in prima. Quadrifoglio torna prontamente. Ancora guarda in prima. Copre la rubata ed è salvo in seconda base Marco Quadrifoglio. Ora abbiamo Marco Quadrifoglio in posizione punto, quindi con una valida sicuramente, essendo un ragazzo veloce, potrebbe venire a casa. Colpisce sull'interbase, però questo non consente l'avanzamento e quindi eliminato sulla via L63. Il secondo eliminato. Ora abbiamo Luca Pulzetti che è stato eliminato sempre anche lui nella via 6-3
nel primo inning, vediamo se in questo terzo avrà più fortuna o meno. Gira questa palla senza, pensando forse di avere un'altra palla, perché non raggiunge proprio la traiettoria della pallina. Non era proprio possibile colpirla, perché era una palla esterna, lui gira interno. Primo strike. Gira anche questa seconda palla, una palla veloce, non riesce a prendere il tempo del battitore, si carica del secondo strike. Colpisce la palla sull'interbase che assiste in prima ed è eliminato alla via 6-3, quindi la stessa assistenza di prima. Rimane Marco, rimane in seconda base, si sposta verso la terza, ma non riesce a portare a casa il punto. Pubblicità. Davide Piccoli è il battitore che il Verona presenta nel box, primo turno per lui, interbase, palla alta quasi lo colpisce, ma si sposta in tempo. Due ball il conto su Piccoli. Gira questa palla senza impattarla e si carica del primo strike, 2 ball, 1 strike il conto su Piccoli. Alza un pop a destra in foul. E il secondo strike per lui, 2 ball, 2 strike il conto.
ancora in foul a destra, conto invariato, 2 strike e 2 ball. L'arbitro chiede delle palline, dopo fa segno al dugout. Palla per terra, ball, 3 ball, 2 strike, conto pieno su Piccoli Davide. Base su ball. Base gratis per Piccoli. Parliamo con adesso Mondo Marco, numero 12, esterno destro. Consegna le protezioni all'assistente di prima. Ora abbiamo Mondo Marco, come detto, numero 12, esterno destro. Prima palla è un ball. Primo ball chiamato dall'arbitro. Gira questa seconda palla ma non la tocca, quindi si carica del primo strike. Un ball, uno strike il conto per Mondo Marco. Chiama ancora ball l'arbitro. A me mi sembrava tanto uno strike, ma comunque. 2 ball, uno strike. Queste chiamate non certamente aiutano il battitore a capire l'area di strike. Ancora ball, questa è una palla alta. 3 ball, uno strike il conto su Mondo Marco. Seconda base su ball consecutiva. Una brutta situazione, 0 out, 2 uomini in base che sicuramente complica la vita alla New Rimini perché 2 uomini in base regalate. Mosconi Leonardo, numero 55. Esterno centro. Questa situazione porta la terza base e la prima base a giocare sull'erba per un possibile gioco di bunt, un gioco corto. Vediamo se si verificherà oppure no. Sì, presenta il bunt, alza la palla in foul, si carica del primo strike. Vuole le palline l'arbitro che non sono state portate precedentemente.
ancora Bunt. Esce dal monte tentando il pick-off in seconda, ma non rilascia la pallina. Foul ball colpita alla mazza mentre la stava ritirando, va in foul, quindi 2 strike. Ora l'arbitro pretende le palle. No, palla tornata in campo, usa quella. 2 strike il conto, quindi adesso probabilmente il bunt non sarà più riproposto, perché se succede un bunt, se succede un foul, l'uomo è eliminato. Chiede tempo. L'arbitro lo concede. Paredes riprende la posizione, il battitore rientra nel box. Palla alta e un ball, 2 strike, un ball, il conto. Situazione molto strategica quella. Ancora ball su Mosconi, Leonardo. 2 ball e 2 strike il conto. Molto studiata. Paredes controlla la situazione. In prima controlla dietro i segnali di signorile. Un gioco non veloce. K swing. K swing è il primo eliminato di questa terzo inning. Ricomincia il line-up del Bonamini Andrea, ricevitore, un K looking nel primo turno. Prima palla alta, ball. Spacca la mazza e prende la palla e... No, un errore incredibile. Porta la palla, una facile eliminazione. Fa entrare 2 punti. 2 punti entrano con un errore. Una bruttissima cosa da parte dal nostro Paredes, che doveva solamente rilasciare la palla a Cifalinò in terza, mentre gli viene una palla alta che sfugge Cifalinò perché era imprendibile, ed entrano 2 punti che portano il punteggio sul 2-0 per il Verona. Giustamente, se vincono le partite il Verona è una cosa positiva per loro, ma regalare i punti non è certamente non fa certamente bene al morale della squadra, insomma, ok? Quindi era un'eliminazione facile e invece, salvo su errore,
e salvo su errore Bonamini. Salvo il suo errore, e vedete sul tabellone, veramente un errore mastodontico da parte del nostro lanciatore, che non doveva assolutamente fare un errore del genere, bastava appoggiare la palla da sotto, neanche tirarla da sopra, bastava appoggiarla da sotto, l'ha lanciata da sopra, 1 metro sopra a Cifalinò, che non ha potuto prenderla e la palla è finita all'esterno. 2 punti sono entrati a casa e addirittura il Bonamini Andrea è finito in terza base. Quindi abbiamo un out e un uomo in terza base. Inspiegabile questo errore da parte del nostro lanciatore. Adesso riesce a prendere la palla, è eliminato a casa, è eliminato nel gioco di casa, quindi è un Rampo Elia salvo per scelta difesa. Però abbiamo 2 out in questo momento qui, viene nella scivolata caricato, purtroppo era gioco, era lui sul piatto, l'altro doveva scivolare lì. 2 out, signorile con le protezioni, comunque sicuramente è riuscito un po' meglio a sostenere la botta della scivolata a casa. È stata un'ottima presa da parte di Luca Pulzetti, che in tuffo è riuscito a prendere la pallina e lanciarla a casa per questa eliminazione sul piatto di casa, che sarebbe significato il terzo punto se automatico, sicuro, insomma, no automatico, sicuro. Prova una palla che ha lanciato una palla 1 metro sopra la testa. Adesso abbiamo Orash Andrea DH, che nel primo turno è andata in K swing. Vediamo un attimo cosa succederà. Attualmente il Verona ha 2 out e un uomo in prima. Questo è l'uomo in prima. L'uomo in prima è Rampo Elia, salvo su errore, salvo su scelta difesa. Gira questa palla senza impattarla e si carica del primo strike Orash Andrea. Molto difficile recuperare i punti nella seconda partita, specialmente con gli stranieri in campo, ma purtroppo è stato così. Soprattutto per un errore ancora più brutto. Doppio errore. Secondo strike su Orash Andrea. Rasettiamo al più presto questa cosa e andiamo avanti. Cerchiamo di eliminare Orash Andrea al piatto. Sì, è un K con swing. Rimane questo errore difensivo che consente al Verona di segnare 2 punti. Andiamo in pubblicità.
Torniamo nel box di battuta in questo quarto inning. Abbiamo Marco Bacelli nel box. DH in questo gara 2. La prima palla è un ball. Dobbiamo senza dubbio recuperare, è il momento giusto adesso, il line-up giusto è batte 3 Marco Bacelli. Bisogna cercare assolutamente di recuperare al più presto questi 2 punti per non portare troppo avanti la partita e poi diventa il divario incolmabile. Colpito Marco al gomito, base per colpito, è il primo uomo in base. Marco Bacelli colpito è in prima base. Ora si prepara Davide Bonemei. Davide Bonemei che con un uomo in base bisogna cercare di farlo avanzare in qualche maniera. La prima palla è uno strike chiamato dall'arbitro. Davide Bonemei al secondo inning è stato eliminato sulla via 6-3 da una linea battuta sull'interbase che poi ha assistito in prima. Ora si carica del primo strike, guardato. Questa palla invece è un ball in palla interna, quindi un ball, uno strike il conto su di lui. La notte prende il sopravvento qui a Verona, finalmente si comincia a rifiatare un pelo. Oggi è stata una partita veramente molto calda, con un'aria poco ventilato e molto calda. Ora comincia, passato il giorno, a essere un po' più fresco. Questa palla è ancora giudicata ball, a me sembrava molto strike, ma come dicevamo prima c'è un po' una incostanza di chiamate da parte degli arbitri. Alla fine sti battitori secondo me non ci capiscono più niente. Due ball, uno strike. Non ha girato. 3 ball, uno strike. Il conto su Davide Bonemei che ha cercato quasi un check swing, come si dice, ha portato un po' la mazza in avanti. Gli arbitri hanno giudicato non sufficientemente avanti per dargli uno strike, quindi abbiamo 3 ball e uno strike il conto su Davide Bonemei. Gira questa palla in foul. K looking per Davide Bonemei, è il secondo eliminato. Peccato. Ora abbiamo Alejandro Chacón. Ricordo sempre in prima base Bacelli Marco andato in base per colpito. Primo strike su Chacón che guarda la palla,
Chacon è al secondo inning ha fatto il primo singolo della giornata per la New Rimini. Quadrifoglio il secondo. Strike anche questa seconda palla guardata da Alejandro Chacon. Purtroppo queste palle bisogna girarle, guardarle poco e girarle, perché adesso è sempre più difficile. Colpisce male questa palla per difendere i 2 strike, difendere il piatto, rimanere in vita. Una palla in fallo a destra, conto invariato, 2 strike. Gira questa palla senza poterla colpire perché era in zona di ball, quindi è il secondo eliminato. Ora abbiamo Romano Pini, esterno centro, K con swing. Ora abbiamo Romano Pini, è stato eliminato con un F8 nel primo turno di battuta. Secondo turno, il secondo inning. Prima palla è un ball per Pini. Questa palla è uno strike giudicato dall'arbitro, lo chiama un po' in ritardo, ma il risultato è quello. Quindi secondo strike, primo strike, un ball, uno strike. Prima palla ball, seconda palla strike. Quasi colpito, o colpito, non so. No, non colpito, si è riuscito a spostare in tempo. Una palla lunga viene presa, è un F9 e si conclude il quarto inning e andiamo in pubblicità. Allora, parte bassa del quarto inning, Martignoni Andrea è nel box.
La prima palla è uno strike, Martignoni, Andrea e Mancino, l'unico Mancino della serata finora. Gira questa palla in foul a destra caricandosi del secondo strike. Nifosi Matteo col numero 30 è il secondo battitore. Primo strike, il conto su di lui. Gira questa palla in foul caricandosi del secondo strike. Tempo chiamato da Nifosi. Due strike il conto su di lui. Gira questa palla e Ring. E il secondo eliminato. Burato Fabio. Nel primo turno ha fatto un F8, un'eliminazione al volo da Pini, esterno centro della New Rimini, anche lui è mancino, quindi come Martignoni. Gira la palla in foul caricandosi del primo strike. Gira questa seconda palla sempre in foul a destra caricandosi del secondo strike. Alza questa palla, è una palla molto alta verso Cifalino. No, è un foul, torna nel box. Una palla facile, terza base, eliminata al volo, corrono in due, lui e Pulsetti, era sotto per prendere, gli cade, cioè, sembra di...
non faccio commenti, rasettiamo, andiamo avanti. Stiamo cercando di sbagliare tutto quello che si può sbagliare. Due strike, il conto su Burato Fabio. Gira questa palla in foul a sinistra, conto invariato, due strike. Tempo chiamato dal battitore. K swing è il terzo eliminato. Nulla di fatto e pubblicità. Torniamo in diretta, abbiamo Thomas Cifalino, due strike su di lui, gira questa palla, è valida per Thomas Cifalino. Bisogna concretizzare però queste valide cercando di portare
Abbiamo signorile nel box con un ball, uno strike. Tentativo di pick-off su Cifalino che torna in tempo. Un momento delicato in cui bisogna cercare di recuperare qualche punto. Ball questa palla, 2 ball, 1 strike su signorile, che ha avuto un K looking nel primo turno. Valida ancora, valida per signorile. Una condizione molto ghiotta anche per Quadrifoglio, che ha fatto un singolo prima con anche la rubata della seconda base. Se si ripetesse adesso un singolo potrebbe significare un punto, perché Thomas Cifalino è un ragazzo veloce, quindi questo potrebbe portare a casa il punto. Bunt, salvo. Sembrava salvo e invece l'arbitro lo giudica out. Chi ha lanciato in prima? Interbase? Chi ha lanciato in prima il terza base? Il ricevitore? Quindi 2, 3. Ok, eliminato sulla via 2-3. Adesso abbiamo Baro, Jesus, quindi abbiamo uomo in seconda, uomo in terza base. Baro alla battuta, un out. Questa palla è giudicata strike. Baro stasera è un po' in difficoltà perché abbiamo un F5 al primo turno con la prima palla, una linea 6-3 al terzo turno, ora siamo al quinto e bisogna riuscire a fare senza dubbio qualcosa di buono. Colpito, base su colpito, base su colpito, base su colpito, riempie tutti i cuscini. Baro è colpito sul gomito. Si porta in prima base. Allora, tutti i cuscini occupati, un out, una situazione molto ghiotta per la New Rimini per poter fare qualcosa di buono. Visita sul monte da parte del Verona. Un cazzo. Abbiamo tutti i cuscini occupati, Pulsetti Luca nel box, colpisce la
palla, il foul dietro. Non ho toccato la telecamera? No, si è spostata di poco. Luca Pulsetti alza una palla in foul ed è eliminato in FF3. FF3 è il secondo eliminato, veramente una brutta cosa, quello di riuscire a fare queste cose qui, perché sono... Ora abbiamo Baccelli Marco. Si conclude qui con un F8 l'eliminazione anche di Marco Baccelli e lasciamo tutti e tre gli uomini sulle basi e perdiamo questa ghiotta occasione di fare qualche punto che probabilmente nel bilancio della partita alla fine sicuramente ci costerà molto cara. Pubblicità. Torniamo in campo per questo quinto inning in difesa, sperando di non fare, di fare noi come a loro quello che è successo a noi, di non fare punti. Ora abbiamo Piccoli Davide, il numero 27, interbase, che si prepara nel box. La ripresa nel box sulla punta di interbase Davide Piccoli Davide che è andato il terzo inning in base su base ball. Famose 2 base ball che poi ci sono costate tutto quel punto
quei 2 punti presi, maledizione. Due ball il conto su Piccoli. Colpisce la palla ed è sul monte, lancia una fucilata in prima che non sicuramente serviva, una linea 1-3, non serviva una fucilata del genere per la prima, probabilmente è un po' arrabbiato anche il lanciatore, ma non certo così, non serviva una fucilata, è un rischio di non essere precisi. Comunque, un out, abbiamo Mondo Marco, anche lui in base su bola al terzo inning. Questa palla è strike, primo strike. Questa palla invece è ball, alta, interna. Questa palla è strike, quindi 2 strike, un ball il conto. Questa palla è strike, quindi è un strike looking. Il secondo eliminato. Ora abbiamo Mosconi, Leonardo, numero 55, esterno centro. Questa palla è ball. Gira questa palla, alza questa palla lunga verso l'esterno ed è la terza eliminazione. Pubblicità.
diretta, abbiamo Davide Bonemei nel box di battuta. Davide Borremei nel box battuta per il Rimini. Abbiamo una via 6-3, un K looking, quindi ancora rasciutto Davide in questa gara 2 oggi. Questa prima palla è un ball alto interno, primo ball. Anche questa palla è un ball alto interno, copia di quella di prima, 2 ball su di lui. Questa palla è ancora alta, 3 ball su Davide Bonemei. Questa palla è bassa, ball, base ball per Davide Bonemei. Chacon abbiamo un singolo al secondo inning e un K con swing al quarto. 1 su 2. Molto importante oggi, adesso, questo turno perché c'è l'uomo in base, quindi spingere l'uomo in avanzamento è sicuramente una cosa importante. La prima palla è un altro ball per Chacon. Ancora ball, 2 ball, il ricevitore va a parlare con il lanciatore, probabilmente per farsi definire dei dettagli sulle palle da lanciare. Colpisce questa palla destinata alla zona di foul, della zona di ball, producendo un foul e caricandosi del primo strike. 2 ball, 1 strike. Ancora ball, 3 ball, 1 strike il conto. Base su ball anche per Chacon. Base su ball. Arrovamo Romano Pini. Romano Pini, uomo veloce. Vediamo che segni Dorian avrà chiesto a lui. Bunting, foul purtroppo. Quindi tutto da rifare. Quindi è chiamato a fare una battuta di sacrificio per l'avanzamento degli uomini in seconda e terza base. Dalla prima attualmente seconda, che c'è Chacon in prima e Bonemei in seconda. Non abbiamo out.
Gioco corto, io lo metterei già giù. Ma non c'è nessuno che copre il tentativo di pick-off perché essendoci il Banti, il prima base è molto dentro, il terza base è molto dentro, quindi ball questa palla, Fini lascia sfilare e quindi guadagna un ball. Molto importante, abbiamo perso l'occasione prima con 3 uomini in base. Dobbiamo recuperare punti, è un'ottima occasione. No, no, cioè è impensabile una roba del genere. Bant alzato sulla prima, cioè F1, cioè F2, scusate, cioè eliminato dal ricevitore, cioè non si può, dai. Si può fare un bunt 10 metri sopra il ricevitore, dai. Andiamo avanti, cancelliamo anche questa. Cioè, se almeno lo tieni subito fuori, sei già pronto. Fai finta di farlo, poi dopo ti devi preparare, non sei pronto, non so. Non me ne intendo, ma qualche volta il fatto di non intendersene, non so se sia meglio o peggio. Abbiamo un out, ora, uomo in prima, uomo in seconda, quindi se facciamo il doppio gioco andiamo a casa in questo inning, speriamo di no. Questa palla è una curva, quindi è uno strike. Thomas Cifalino prende il primo strike. Una volta precedente ha fatto un singolo e nel secondo inning ha fatto una linea 4-3, quindi 1 su 2. Molto importante produrre gioco, non girare la mazza. In una palla bassa esterna come fai a colpirla? Ci vuole la racchetta da tennis. Sicuramente il lanciatore tira con gli effetti, però mamma mia, veramente difficile evidentemente leggere questo lanciatore. Ma era una palla ball. Adesso se c'ha 2 strike secchi senza neanche un ball, veramente difficile riuscire ad arrivare in fondo. Però magari aveva dato 2 basi ball consecutive. Dai Cifa, forza. È occupata la base, non puoi andare in prima. K con swing. Cioè, veramente, non so. Difficile, però. Ora abbiamo Signorile Tommaso, anche lui aveva fatto il turno precedente un singolo, ma il risultato è che qui noi mettiamo gli uomini in base e poi dopo gli uomini in base avanti non vanno. Veramente, boh. Per vincere la partita bisogna mettere le palle in gioco, non andare K swing o K looking. Eliminato Davide Bonemei, colto rubando in seconda base. Questa era veramente la ciliegina. Colto rubando è il terzo out, quindi si conclude il sesto inning, 2 uomini morti in base. Veramente una bruttissima partita da parte degli uomini della New Rimini. Pubblicità.
diretta da Verona per questa parte bassa del sesto inning. E vedete sul tabellone la New Rimini ha fatto 4 valide, il Verona 0, eppure perdiamo 2-0. Quindi è veramente una partita difficile da decodificare, ma se andiamo avanti così non la decodifichiamo sicuro. Abbiamo in base, abbiamo nel box Bonamini Andrea col numero 2. Settimo. Eliminato. Non so qui. Segnato male. Errore, un errore anche questa volta che sarà sicuramente classificata come valida, sicuramente valida per Rampo che fa un bunt sul lanciatore che prende la palla e non riesce a darla in prima, gli cade ed è salvo in prima, quindi un singolo. Ed è la prima valida della partita al sesto inning e noi perdiamo 4-0, 2-0. Prima palla è un ball, palla alta su Orrash Andrea di H. Questa palla è ancora un ball, 2 ball. Mi sono perso un pezzo, perché questo era lì. Un po' è finito di qua, ma visto tutto qui. Un singolo che spinge in seconda base Rampo e Orrash. Adesso abbiamo Martignoni. Abbiamo Martignoni e Andrea. Abbiamo un out e Martignoni nel box con un linea set al secondo inning e un K-looking al quarto. Un attimo va Signorile a confabulare con Paredes. Vediamo se riescono a sciogliere bene questa matassa che sembra che si ingarbugli. Questa palla è bassa, ball, uno strike, il conto. E questo era qua.
Queste qui dopo ho scombinato quello. Esatto, così. Gira senza impattare la palla, 2 strike, un ball. Il conto su Martignoni Andrea. L'arbitro chiede le palline. Tempo chiesto dal battitore. Dugout incoraggia la difesa della New Rimini, Dugout della New Rimini, incoraggia i compagni. K con swing è il secondo eliminato per la Verona. Due out sul tabellone. Primo strike. Ci sono 2 out sul tabellone, non so chi è che lo segna, però 2. Anche se ne vedete segnato uno, sono 2. Un secondo strike su Nifosi Matteo, numero 30, terza base. Tempo chiamato dal battitore. Ricomposta la batteria. Foul dietro di noi. Nulla di modificato, 2 strike, 2 out il conto a casa. In questo parte bassa del sesto inning. 2 uomini in base per il Verona. La base è occupata. La base è occupata. La base è occupata. Se era strike era out. Vabbè. Nifosi Matteo è un K, ma è un K swing, ma raggiunge la base perché cade la palla al ricevitore. Per cui ora tutti i cuscini sono occupati, abbiamo 3 uomini in base e c'è una visita da parte del manager. Andiamo in pubblicità.
Fabio Burato, numero 26, seconda base nel box, tutti i cuscini occupati, 2 out. La prima palla è uno strike. Questa palla è un altro strike, è una palla esterna, l'arbitro la chiama strike. Senza... Tutto a posto, 2 strike. 2 strike, 2 out, tutti i cuscini occupati. Fase molto delicata della partita, in cui prima la New Rimini non è riuscita a fare un punto, che sia uno, e questa volta succede anche a noi di fare un K swing e quindi abbiamo risolto il momento difficile con l'eliminazione al piatto di Burato Fabio. Pubblicità. Per la New Rimini abbiamo il ricevitore Tommaso Signorile nel box, per lui un 1 su 2 in questo momento. Settimo inning, ricordiamo la New Rimini, attualmente ha 2 lunghezze di svantaggio sul Verona. Due errori hanno comportato questo vantaggio, un errore molto significativo, però vabbè. Cancelliamo e andiamo avanti. Un ball su Signorile Tommaso. Ball ancora su di lui, 2 ball. Gira questa palla in foul, la prima palla che quindi viene contata come strike, 2 ball, 1 strike il conto su Signorile Tommaso, ricevitore della New Rimini in questa gara 2.
Primo, 2 strike, 2 ball, K. K Looking è il primo eliminato signorile. Ora Quadrifoglio Marco chiamato a fare nel box qualcosa di positivo. Un singolo e una terza volta che compare nel box, un singolo e una linea sul 2-3. Nella quinta ripresa, singolo nel terzo inning, poi rubato anche la seconda nel terzo, ma il punto però non è venuto a casa. 2 bolle è il conto su Quadrifoglio Marco. Molto importante andare in base per segnare i punti, qualunque costo. Base ball, valida. Primo strike concesso dall'arbitro. Una palla alta interna che l'arbitro giudica strike. Tutti sbagliati. Gira questa seconda palla e ci carica del secondo strike. 2 ball, 2 strike per Marco Quadrifoglio. In questo settimo inning turno d'attacco per la New Rimini nel campo a Verona. È un altro K Looking, nulla di compromesso. Adesso Baro, tocca a lui. Baro è il quarto turno per lui, un F5, una linea 6-3, un base su colpito. Vediamo se in questo settimo inning sarà più positivo dei turni precedenti. Lo speriamo. La prima palla viene giudicata strike dall'arbitro, una palla esterna, ma l'arbitro la chiama strike. Questa palla la chiama ball, un ball, uno strike. Questa palla la chiama strike, 2 ball, 2 strike su Baro, che ancora non ha girato la mazza. Speriamo che il prossimo sia il colpo decisivo che lo porta in base. Giudicata ball questa palla che a me sembrava tanto strike, ma va bene così. Conto pieno. 3 ball, 2 strike. No, 2 ball, 2 strike. Sembrava un 2 ball, 2 strike anche prima. Oh, finalmente arriva la valida. Arriva in fondo la palla ed è un doppio. È un doppio. È un doppio, finalmente. Ci troviamo con 2 out e uomo in seconda, quindi in posizione punto, e abbiamo Luca Pulsetti chiamato a portarlo a casa. Dai Luca, forza, tutta la tua esperienza usala per portare a casa Baro.
gira e ancora sì, salvo, punto entrato, è un doppio per Luca. È un doppio anche per Luca Puzzetti. Primo punto della partita, che finalmente anche la New Rimini riesce su giocata e non su errore come è successo al Verona di segnare il punto. Ora abbiamo ancora Luca Puzzetti in seconda base, in posizione punto abbiamo Marco Bacelli che tanto ha fatto bene che ci aspettiamo una buona prestazione anche da lui, che possa in qualche maniera impattare la partita, aprire questo incontro in qualche maniera. Quindi 2 doppi consecutivi per la New Rimini, Baro e Luca Puzzetti. Luca Puzzetti è un giocatore molto veloce. Questa è una curva che entra in zona di strike e quindi a Marco Bacelli viene assegnato il primo strike. Si gira per il pick-off in seconda, ma sia l'interbase che il seconda base non sono posizionati in quel punto, quindi non rilascia la pallina. Marco Bacelli, ricordiamo, ha uno strike e attualmente la New Rimini ha in questo settimo inning due out. Palla per terra, ricevitore, ball, cambio della pallina. Quindi un ball, uno strike il conto su Marco Bacelli. Luca Puzzetti in seconda, punto pronto per venire a casa per Marco Bacelli. Spacca la mazza Marco Bacelli e non riesce ad arrivare in prima, accidentaccio. Rotte la mazza e viene eliminato sulla via, fa tutto da solo il lanciatore. Bacelli ha una linea sull'1 che lo elimina in prima e si conclude qui l'inning lasciando sul campo Luca Puzzetti, ma comunque abbiamo recuperato un punto. Pubblicità.
Torniamo in campo per questa parte bassa del settimo inning. Abbiamo una battuta valida sulla sinistra che consente a il Piccoli Davide di realizzare un singolo. Ora abbiamo Mondo Marco. Ora abbiamo Mondo Marco nel box col numero 12 esterno destro. Bunt chiamato a fare, anche lui gli va dietro, foul, però non viene eliminato. Primo strike per lui. Bunt ancora, e questo bunt è ben fatto, eliminato però il giocatore in prima, quindi eliminato sulla via L3-4 perché prende la palla il prima base, la dà al seconda base, c'è un avanzamento dell'uomo in seconda base da parte di Piccoli Davide. Ora il Verona ha un out e uomo in seconda. Cenno di nervosismo tra il lanciatore e il seconda base del Verona, probabilmente sono della stessa nazionalità, si parlano in venezuelano. Palla alta e ball, prima palla. Questo settimo inning. Ricordiamo nel box è Mosconi, Leonardo, col numero 55 esterno centro. Sprizza la palla in foul che batte sulla maschera di Signorile, rintrona sicuramente tutta la testa. Comunque si carica del primo strike, quindi un ball, uno strike. Gira questa palla destinata alla zona di ball, si carica del secondo strike, una palla esterna bassa che non riesce a raggiungere infatti con la mazza, e quindi 2 strike e un ball il conto su Mosconi, Leonardo. Tempo chiamato dal battitore.
eliminato alla via 4-3 il Mosconi Leonardo, è il secondo eliminato. Batte sulla seconda base Fallout in terza, quindi eliminato anche Bonamini Andrea, e sulla linea quindi 4-3 si completa il settimo inning senza punti segnati. Pubblicità. Allora, torniamo in diretta, abbiamo Davide Bonemè nel box, ricordiamo l'ottavo inning. Per Bonemè è il quarto turno di battuta, 2 bolle attualmente il conto. Questa palla è uno strike.
2 ball, 1 strike il conto su Davide Bonemei. Questa è una palla ball che l'arbitro chiama strike, è una palla bassa esterna. Niente da fare. 2 ball, 2 strike. Il conto, veramente difficile decodificare queste chiamate, ma bisogna assolutamente girare adesso la mazza anche sulle palle ball, perché a questo punto, se anche il ball viene chiamato strike. Questa è una palla in foul a destra, era destinata alla zona di ball anche questa, ma ha fatto bene a girarla per evitare di essere chiamato in strike out dall'arbitro. Molto importante andare in base, siamo all'8º inning, quarto uomo in battuta. Ancora in foul a destra. Va bene così Davide, va bene così. Gira tutte le palle che ti sembrano strike o che assomigliano a uno strike, perché gli arbitri non guardano troppo da fino su queste palline. Gira sulla... Niente da fare, una linea sulla 5-3 è il primo eliminato Davide Bonemei. E ora abbiamo Alejandro Chacon, esterno destro, e si trova nel box anche lui per la quarta volta, un singolo, un K con swing, una base su ball, e questo 8º inning è sicuramente chiamato anche lui a produrre qualcosa di positivo per poter arrivare a vincere questa partita. La palla è ball, errori arbitrali a ripetizione in tutte le compagini, gli strike ball, i ball strike, non si capisce più niente, vabbè. Gira questa palla in foul a destra e là, sì, fortunatamente l'esterno destro non arriva a prenderla al volo e quindi Chacon si carica del secondo strike, ma ha la possibilità, no, del primo strike, perché era ball quell'altro, quindi un ball, uno strike, quindi ha la possibilità di tornare nel piatto. Gira questa palla nel centro, troppo nel centro, preda dell'esterno centro con un F8, è il secondo eliminato. Ora abbiamo Pini Romano, quarto turno anche per lui, con 2 out prima abbiamo fatto punto, quindi nulla è impossibile, chiaramente abbiamo ancora 2 inning, quindi tutto si può fare, basta crederci, quindi dai Romano. Gira questa palla in foul e si carica del primo strike. Gira questa palla, è valida, e arriva in fondo al muro, e
è una valida per Pini che arriva in seconda. Un doppio a replicare una buonissima cosa come Romano per poterlo portare a casa. 2 out attualmente, uomo in seconda base per la New Rimini. Cifalino incitato dal dugout a divertirsi questa partita. Palla persa dal ricevitore, ma non a sufficienza per farle rubare a Romano Pini la terza base. Colpito Thomas, colpito nella protezione speriamo. Raggiunge il cuscino di prima base. Ora uomo in prima, uomo in seconda, quindi Cifalino base per colpito. Abbiamo Tommaso Signorile con 2 out e 2 uomini in base. La New Rimini ha in base i punti della vittoria. Tommaso Signorile, anche lui, quarto turno di battuta, per ora c'ha un 1 su 3. No. Accidenti. Gira la prima palla e viene eliminato con una linea sul seconda base e si conclude qui l'ottavo inning senza punti segnati. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta da Verona, abbiamo l'ottavo inning per il Verona in attacco, parte bassa dell'ottavo inning.
abbiamo in battuta il Rampo Elia. Ancora abbiamo la batteria Paredes e Signorile, invariata dal primo inning per entrambe le squadre. Prima palla è un ball interno. Palla bassa esterna, secondo ball. Questa palla è ancora un ball per l'arbitro, 3 ball il conto. Base su ball. Base su ball per Rampo Elia. Adesso abbiamo Orash Andrea con un 1 su 2. La prima palla è giudicata strike dall'arbitro. Secondo strike, l'arbitro chiama questa palla ancora strike. 2 strike il conto su Orash Andrea DH numero 10. K Looking. K Looking è un'ottima prestazione da parte del lanciatore della New Rimini. Abbiamo ora il Martignoni Andrea, battitore mancino, prima base, numero 54. Ricordiamo sempre un uomo in prima per il Verona. Rampo Elia su base su ball. Questa palla è in foul a sinistra, non raggiungibile. Questa palla è ball, un ball, uno strike. Foul, quindi torna il corridore che si è spostato in seconda base tentando la rubata, quindi scivolata per nulla, tocca tornare, era un batte-corri, quindi torna in prima base.
Cosa succede? Boh, l'arbitro chiama fuori il battitore, non si capisce il motivo. Foul a sinistra e si carica, mantiene il 2 strike e un ball il conto. Tempo chiamato dal battitore, 2 strike, un ball. Oddio. Rubata riuscita dalla prima base alla seconda base da parte di Rampo Elia, che ora si trova sul cuscino di seconda base. Abbiamo Martignone Andrea ancora nel box con 2 strike e 2 ball. Ancora ball, 3 ball, 2 strike, conto pieno su Martignoni Andrea. Battitore mancino Martignoni. È il quarto turno per lui, nessuna valida per ora. Speriamo che non continui così. Per il secondo inning è eliminato nella 6-3, poi un K looking al quarto inning e al sesto un K con swing. Una palla lunga sull'esterno e arriva al muro. Questo costa sicuramente almeno un punto. 2 punti. Tutti e due gli uomini vengono a casa. Un doppio, quindi è un doppio con 2 RBI, quindi il punteggio si sposta sul 4-2. La situazione per la New Rimini si complica. Nulla è impossibile, però più complicata di prima. Il lanciatore viene rilevato dal Dorian Castro. Ciao. Sì, è andato con la tua linea a portare l'ago tutto martedì. È un singolo, no, è un doppio. Ma è un doppio, non sono entrati 2 punti? Non sono entrati 2 punti? Adesso? No, fa 3-1. Stava 2-1. Ah, perché è entrato quello su base su ball, quindi è un punto solo, sì. Un punto solo. 3-1. Scusate, ma sono da solo. No, allora sì. 2 punti l'arbitro dice, sì, sì.
Sembrava anche a me, infatti. 2 punti. Sta 4-1. Sartini sul monte per la New Rimini si sta scaldando. Sartini Elia con il numero 2. Sartini Elia è il nuovo lanciatore della New Rimini. Terminata la partita di Valentino Paredes, sul monte di lancio per il Rimini, Elia Sartini. Signorile va a consultarsi con Sartini per i segnali di rito che verranno chiamati poi da casa. Primo battitore per Elia Sartini è il numero 30 Matteo Nifosi. Abbiamo Nifosi Matteo, numero 30, terza base nel box. Sono 2 bolli il conto su Nifosi Matteo. Alza questa palla in foul a destra e si carica del primo strike, 2 ball, 1 strike il conto. Questa palla è ball, 3 ball, 1 strike il conto. Dai Elia, forza. Base su ball per Matteo Nifosi. Burato Fabio è il quarto turno di battuta per lui, seconda base, numero 26. Gira questa palla senza impattarla, si carica del primo strike. Ricordiamo che in base abbiamo in seconda base Martignoni e in prima Nifosi Matteo.
per il Verona. Gira questa palla in foul a destra caricandosi del secondo strike. 2 strike, un ball, 2 strike e un out, nessun ball. È un ball, 2 strike e un ball questo terzo lancio. Alza questa palla in foul, ma a sinistra non è possibile raggiungerla. È un ball ancora, 2 ball, 2 strike il conto. Il punteggio è 4-1, però il tabellone continua a segnare 3. Io adesso vado dietro il tabellone. Conto pieno. Forza Elia, forza Elia. Gira questa palla ed è un K con swing, primo K per Sartini, K con swing, 2 out, 2 out, signorile va verso Sartini, due out in questo momento nella parte bassa dell'ottavo inning qui a Verona, in cui il Verona sta conducendo la partita per 3-1. Alza questa palla sopra il seconda base, quadrifoglio completa la terza eliminazione, è un F4 e conclude l'ottavo inning
con un punto segnato da parte della Verona, pubblicità. Allora, sostituito Quadrifoglio con Lino Zappone, ultimo inning. Questa palla l'arbitro lo chiama strike, è una palla bassa che era ball, ma l'arbitro lo chiama strike. Lino si toglie dal box. Si carica quindi del primo strike. Sistema al monte il lanciatore, adesso Lino si riposiziona nel box. Gira questa palla in foul a sinistra, si carica del secondo strike. Lino Zappone nel box, 2 strike, conto su di lui. Titore d'esperienza. Questa palla è ball uguale a quella prima che era stata chiamata strike. Però va bene. Così fa 2 errori però. Anziché uno ne fa 2. Vabbè. Palla che arriva al lanciatore e Lino è eliminato sulla via 1-3. Primo eliminato. Ora abbiamo Baro, Jesus, numero 56, prima base. Il settimo inning ha fatto un doppio, come anche Pulzetti che è venuto dopo di lui. Il quinto turno in battuta per Baro.
Questa palla è chiamata strike, è una palla esterna ball che l'arbitro chiama strike. Posto. 1 strike. Questa palla è ball, un ball, 1 strike il conto su Baro. Due ball, 1 strike il conto su Baro. Gira questa palla in foul a sinistra, si carica del secondo strike, 2 ball, 2 strike il conto su Baro. Palla per terra ma nessun uomo in base, quindi non ci sono avanzamenti. 3 ball, 2 strike, conto pieno il conto su Baro. Gira questa palla in foul a destra, conto invariato, conto pieno, un out. Difende il piatto, chiaramente Baro colpisce questa palla che era sicuramente una palla difficile valutare se l'arbitro avesse chiamata ball o strike. Nel dubbio la colpisce, non sbaglia, ma la mette in foul. Questa è una palla alta e Baro conquista la base su ball. Ora abbiamo Pulzetti Luca, 1 su 4 per lui in questo momento qui, però la sua valida è stato un doppio con RBI e il punto che è venuto a casa della New Rimini in questa gara 2. Numero 17 si trova a giocare interbasi per l'assenza di Yuri Cortesi, Luca Pulzetti per infortunio. Prima darmi il battuta Luca. Torna sul monte. Bara torna sul cuscino di prima. Perde la palla, errore e salvo su errore Luca Pulzetti. Salvo su errore e abbiamo uomo in prima, uomo in seconda, quindi il punto del pareggio, i punti del pareggio sono tutti e due in base. Bisogna solo portarli a casa. Ora abbiamo Marco Bacelli che in questa gara 2 non ha ancora
non ha ancora fatto valida questo quinto turno, un out, Marco Baccelli nel box. Marco Baccelli, uomo di esperienza della New Rimini, capitano. Tutto è ancora possibile. Marco Baccelli nel box, un out, due uomini in base, Baro, Puzzetti. Questa palla è un ball basso, l'arbitro conferma questa chiamata. Alza una palla a sinistra, preda dell'Interbase, un fly, un pop, un F6, elimina il secondo uomo. Quindi ora abbiamo Bonemè Davide nel box. La possibilità c'è ancora, fino al terzo out, la possibilità di cambiare il risultato c'è, quindi bisogna crederci. Tutta la squadra ci crede. Sicuramente il lanciatore è stanco, tutti i 9 inning pesano sulle sue braccia. Più facile sarà batterlo ora che nelle fasi iniziali, in cui le palle sicuramente erano più veloci. Ormai anche lui sarà stanco, quindi la prima palla è uno strike, l'arbitro così non fa fatica a chiedere il check, chiama strike. Prima palla strike per Davide Bonemè. Due uomini veloci in base potrebbero con un singolo anche venire a casa. Questa palla è ball, almeno l'arbitro così la giudica. Un ball, uno strike il conto su Davide Bonemè. Ricordiamo 2 out, 2 uomini in base, quindi un momento molto delicato della partita di questa gara 2 che potrebbe veramente cambiare le sorti della partita. Gira questa palla senza impattarla, è una curva che spezza prima del piatto e sicuramente trae in inganno il battitore. Ha ancora un'altra possibilità. 2 strike, un ball il conto. Adesso allargare l'area e girare tutto quello che può assomigliare a uno strike. Possibilità c'è, bisogna crederci. È una palla alta, viene presa al volo dall'esterno destro, si aggiudica il Verona anche gara 2, complimenti al Verona per aver potuto
approfittare di tutte le occasioni. Arrivederci alla prossimi appuntamenti che la New Rimini ha il 24, sabato 24 per la partita in trasferta. Vi aggiorneremo sui canali social della New Rimini. Grazie a tutti e buona serata da Enrico Bonemei. Arrivederci sui canali New Rimini.